Allora, scaricate la nostra app, la nostra nuova versione dell'app, fatelo anche adesso, mentre state guardando questo spot, semmai su Facebook. È molto facile, dovete essere Android, quando entrate nel vostro Play Store di riferimento dovete scrivere RTC Targato Napoli Jukebox. Nel momento in cui l'avete scaricata vi ritrovate sul vostro smartphone questa schermata che era quella di prima. Sono troppo lento rispetto ad Antonio, dammi la schermata iniziale. Questa è la schermata, perfetto. Dovete a quel punto soltanto aprire la nostra applicazione. Nel momento in cui l'aprite decidete se ascoltare semplicemente la radio oppure richiedere le vostre canzoni preferite. C'è una lista infinita di artisti ma c'è anche una lista infinita di canzoni. Quando avete scelto la vostra canzone preferita, ricordatevi di cliccare su prenota, perché altrimenti non succede nulla. Quando avete prenotato, sul telefonino appare invece questo: prenotazione canzone, la tua prenotazione è stata accettata. Cliccate su ok, perché altrimenti non parte e in automatico voi non ascolterete la vostra canzone preferita. Ci tengo a dirvi che scaricare l'applicazione è gratuito, così come richiedere le vostre canzoni preferite è gratuito. Questo è uno spot, gli spot hanno bisogno di un testimonial e questa volta ci spostiamo dalla Campania e andiamo in una bella città che ha molta roba di Napoli, molte cose di Napoli, ma soprattutto molta musica di Napoli. Andiamo a Bari e c'è Tommy Parisi, eccolo qua, e sei in TV. Buonasera. Buonasera a te. Buongiorno, perché Buongiorno. non sappiamo non quando sappiamo guarderanno, quando ci guarderanno. Allora, Tommy, dicevo, andiamo a Bari. Parlami un attimo di Bari, scusami una cosa, dimmi qualcosa della tua città, ma qualcosa che somigli a Napoli, cioè in che cosa Bari somiglia a Napoli e in che cosa tutto. Napoli somiglia a Bari? Allora, se ti devo dire io la mia differenza dove le noto quasi in nulla, perché siamo molto simili, diciamo, solo che Napoli ha una differenza che è molto più caotica rispetto a Bari. Il traffico, diciamo così, dai. Tutte le canzoni di Napoli, io suppongo, a parte le classiche, non parlo delle classiche, parlo della musica moderna napoletana, suppongo che a Bari siano più che famose, sì, certo. un po' come in Sicilia. Come no, esatto. Forse quasi. Ecco, forse quasi. Senti, e allora ti posso chiedere con quale canzone d'amore, anzi con quale canzone napoletana tu hai fatto amore? Hai capito il concetto? Forse sei arrivato tardi, cioè nel senso non voglio sapere mentre facevamo amore. Sì. Hai capito? Sì, ho capito. Allora, con quale canzone napoletana hai fatto l'amore spesso? Beh, qualsiasi canzone è stata sempre, voglio dire, non c'è mancata occasione. Ma dimmene una di un altro artista che ti piaceva anche cantare. Melodia, io ascoltavo molto Carmelo Zappulla a quei tempi, diciamo, Gigi D'Alessio, diciamo, si ascoltavano un po' tutti. Ti ricordi qual è stato il primo artista napoletano che hai ascoltato? Forse proprio Carmelo Zappulla in questo caso. Carmelo Zappulla. Non essendo neanche un sacco di gente fuori dalla napoletano. Campania. No, dico, piace un sacco di gente, veramente Zappulla è uno che mi sento nominare spessissimo. C'è una canzone in particolare di Zappulla? No, sinceramente no. Tutto il repertorio. Quasi tutto il repertorio. Senti, allora, con lo smartphone, che fai tu con lo smartphone? A parte chiamare, come passi il tuo tempo? Innovazione, scarichiamo l'app, quest'app fantastica. Ti ringrazio, già stai facendo spot, no? Però questa era una domanda personale, volevo sapere se ti piace chattare, guardare video, ascoltare la musica. Poco social, diciamo, giusto un'occhiata, giusto un'occhiata al volo. Ce l'hai una pagina ufficiale? Certo, come no, Tommy Parisi, pagina ufficiale, profilo Instagram. Ecco, segui tu? Siamo attrezzati su Segui questo. Tu? Sì, seguo io. Ok, no, perché sai che molti hanno delle pagine ufficiali, però poi alla fine non sai mai con chi stai parlando. No, invece... infatti, no. Chi vuole parlare con te parla con te. Parla con me diretto. Ecco, no, questa è una cosa importante, anche perché poi i social, se non li segui, non funzionano, perché quel rapporto la gente se ne accorge, cioè nel senso che se tu hai una pagina ufficiale e non sei tu a seguirla e a farla vivere... Ma io penso che sia più importante avere un contatto diretto con il pubblico, credo sia più reale come cosa.
E io sono d'accordo con te, è solo che uno possa, ci dobbiamo adeguare, cioè nel senso certo, che... sempre adeguandosi a quello che sono le regole. Certo, però sono convinto che per esempio, io suppongo che per un artista il momento del concerto dal vivo, della canzone dal vivo, che sia un matrimonio, che sia una festa di piazza, che sia un vero e proprio concerto, io credo che quella sia una roba che non si può sostituire con nessun social al mondo, No, suppongo, insomma, io non canto, no. però penso che l'emozione che si vive certo. in quel momento... È sicuro, è sicuro. Senti, fanno l'amore i tuoi fan con la tua musica, con le tue canzoni, cioè le usano? Qualcuno Mi auguro di sì, no, lo spero almeno. No, speriamo, no, cercatelo Tommy Parisi, no, però volevo sapere se ti avevano mai raccontato di qualcuno che aveva utilizzato una canzone, che si era servito di una tua canzone. Oggi purtroppo, come dicevamo prima, avendo a che fare con questi social che sono molto diretti, no? Quindi qualcuno ti manda qualche storia su Instagram, non mentre fa l'amore, no? Logicamente, certo. però ti dice, sai, ieri ho fatto l'amore usando questa canzone. Ecco, questa canzone. Senti, ti posso far cantare? Perché sono veramente curioso, è una roba, un stile serenata. Tu fai le serenate, Tommy? Sì. Ecco, insomma, chi non fa le serenate, insomma, chi non fa le serenate, a parte che si perde tanti soldi, però chi non chiama, perché è giusto dirlo, però insomma chi non chiama un cantante per una serenata si perde una bella emozione. Ecco, se tu dovessi fare una serenata, Pino Agevola, grazie, mi canti qualcosa che possa far pensare, un pezzettino a cappella chiaramente, che possa far pensare ad una serenata? Ma parli di classico? Parlo di quello che vuoi. Tu arrivi sotto a questo balcone, classica situazione, la ragazza si sposa domani, il ragazzo ti ha ingaggiato, il futuro marito ti ha ingaggiato e ti ha chiesto: Tommy, vieni a fare una bella serenata perché io domani me la sposo a Jessica. Tu che cantassi su Ta Fnesti Jessica? Prego. Che cosa gli possiamo cantare? Io ho un pezzo che a me piace tanto, soprattutto nel mio ultimo lavoro discografico, che è stato scritto dall'artista precedente che era qui insieme al maestro D'Agostino. Fiorellino. Sì, da Gianni. Fiorellino. No, lo diciamo perché oggi ho registrato una serie di spot, quindi, insomma, voi chiaramente vedrete gli spot singoli. Però, non so se ora andiamo... No, però l'artista è Fiorellino, ecco, lo diciamo perché non... Gianni. E c'è un brano all'interno di Gianni Fiorellino e il maestro D'Agostino che è un classico, una melodia che a me piace molto. Come fa? E fa: mannaggia a me che non mi importa e soffro ancora, e venga a te come il mio primo grande amore, mannaggia a me che non mi arrende e non scompare, e via dicendo. Certo che si sentono un po' D'Agostino, Sì, infatti, anche no, poi si sentono pure in melodie Fiorellino, insomma, bella, bravo. Allora, facciamo lo spot per l'applicazione RTC. Allora, ti dico cosa devi dire, se vuoi ti posso dare, ti do una mano. Ecco, allora, lo facciamo insieme, stringiamo su Tommy Parisi, ecco, e mettiti a favore della telecamera, scusatemi. Io ripeto quello che... Ecco, allora, l'applicazione si chiama RTC Targato Napoli Jukebox. Mo, il concetto che deve passare, te lo dico poi lo dici a parole tue, è che se vi piace richiedere le canzoni, attraverso questa applicazione si richiedono gratis, la dovete scaricare. In pratica, prima di tutto dovete scaricare questa applicazione perché è un'innovazione fantastica. Se siete Android. Se siete Android, e tra un po' ci stiamo aggiornando anche. Ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando. Scaricata l'applicazione, ve la trovate sul telefono. E potete cliccare, potete prenotare la vostra canzone, non chiamando ma con un semplice click. Perfetto, con un semplice click. E dopo poco vai. Esistono delle classifiche anche. Sì, perché ogni volta che richiedi le canzoni, poi queste canzoni finiscono in una classifica che chiaramente si aggiorna spessissimo, perché le canzoni vengono richieste spessissimo. È tutto molto semplice. L'hai scaricata o c'hai l'iPhone? E allora, ecco, grazie, perché mi dai una grande possibilità. Se invece siete Apple e avete un iPhone, c'è la nostra applicazione classica RTC Targato Napoli, che non vi permette di richiedere le canzoni, ma potete ascoltare la radio ovunque, in qualunque parte del mondo. Ma a breve ci stiamo lavorando. Io ti saluto e ti ringrazio. Adesso, a proposito di disco nuovo, guardiamo il videoclip di una canzone che questo album si intitola Rischiare. Rischiare. Ciao Tommy.
Ciao, grazie a te e Stai grazie bene. a tutto lo staff di questa emittente e soprattutto a Marigliano che conosco da anni. Ciao ciao. Ciao. Ciao.